Una domandina, però con tutto il rispetto, chi è più matto? Il vescovo che ha pensato di affidare 2 parrocchie a un prete di 73 anni o un prete di 73 anni che ha accettato 2 parrocchie? Tra parentesi, a un certo punto, qualche mese fa, una delle alternative per questo povero prete di 73 anni prevedeva 4 parrocchie. E allora mi tornò alla mente un ricordo di quando ero piccolino. Durante le vacanze, caricandomi sul portapacchi della bicicletta, a volte la mamma mi portava con sé al mercato il venerdì a Conegliano. Non proprio buon'ora, ma quando sui banconi la merce era rimasta poca. Perché? La mamma sapeva che il venditore ambulante, per non riportarsi indietro la merce, ne abbassava il prezzo e diceva: qua signora, che lei passora anche a questo. Ma potrà mica lamentarsi, è vero? Glielo lo capite, vero? Era in anticipo quello che vediamo ai nostri giorni: prendi 3 e paghi 2. Ma a scusante del vescovo, dobbiamo dire che anche per la diocesi di Vittorio Veneto sono arrivati i tempi in cui al vescovo gli toccherà quel po' che l'ha. Per cui, in mancanza dei cavalli, anche gli asini trota. O se preferite, con i gamberi le buone carezzate. Qualcuno mi ha ricordato come finiva questo proverbio. Vuoi celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa? Vuoi adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Vuoi essere sempre più strettamente... È un momento molto emozionante, un nuovo pastore per le comunità di Cison e Tovena. Sì, fino a non molti mesi fa era una prospettiva abbastanza problematica poterlo trovare. Poi si è creata una situazione tale per cui sono riuscito a dare a queste 2 comunità un pastore non più giovanissimo di età, perché ha 73 anni, però molto valido ancora, ed è uno dei miei più stretti collaboratori per 8 anni. Lui ha fatto l'economo della diocesi, con cui avevo contatti praticamente quasi quotidiani, quindi lo conoscevo bene. So della sua competenza, della sua serietà e anche della sua disponibilità e generosità. Infatti ha accettato la mia proposta con grande disponibilità. Che realtà troverà il nuovo parroco? Troverà una realtà, certo, lavorata da tanti altri pastori prima di lui, Don Venanzio, che tuttora è qui, è presente, anche se con un'età avanzata e anche con problemi fisici. Lui è stato parroco qui molti anni e ha lasciato davvero un grande segno, una grande eredità. E poi c'è stata la presenza, purtroppo interrotta dalla malattia e dalla morte, di Don Pier Giorgio Camilotto, il quale ha continuato il suo lavoro con impegno. L'eredità credo che sia quella di una comunità che ha una buona tradizione del passato, che però oggi è abbastanza messa in crisi dal cambiamento di cultura e di sensibilità religiosa, direi notevolmente messa in crisi, come e più anche di altre parrocchie. Quale futuro per una chiesa in cui scarseggiano i sacerdoti? Non è una risposta facile da dare. Io credo che la Chiesa, che dovrà fare i conti con questa diminuzione molto forte, molto accentuata di preti, dovrà essere una Chiesa che farà leva sempre di più sulla responsabilità di fedeli laici, i quali dovranno inevitabilmente assumersi una corresponsabilità nella vita delle parrocchie e anche un impegno per la missione. Non è possibile pensare altrimenti.